The cross-border alliance linking Friuli, Venezia Giulia, Veneto and Austria's Carinthia is set to expand, with Croatia's eastern region joining soon. The GCT focuses on practical cooperation, from bike paths and sustainable transport to school projects encouraging cross-border collaboration. Governor Massimiliano Fedriga calls it an excellent European model, showing how regions can work together for real results. Ma lo guardo anche come la capacità del Friuli Venezia Giulia di rafforzare i rapporti internazionali, soprattutto con le aree vicine, perché è fondamentale non per una giunta, un'amministrazione, ma per Regione Friuli Venezia Giulia, perché noi guardiamo e abbiamo un'anima internazionale, questa capacità di internazionalizzazione, di rapporti internazionali dà grandi opportunità per i nostri cittadini. Quello lo stiamo facendo, abbiamo fatto diversi progetti di rafforzamento dei trasporti, la capacità anche affinché questi trasporti siano il più possibile sostenibili, quindi anche nel rispetto delle comunità locali, ma adesso partiamo con un progetto importante che invece riguarderà le scuole. Verranno premiate 3 scuole da Carinzia, 3 del Friuli Venezia Giulia e 3 del Veneto, ma la mia idea, quello che ho proposto all'Assemblea, è quella tra i vincitori poi di iniziare una collaborazione, così che ci sia non soltanto ovviamente il riconoscimento delle migliori realtà a livello di territorio, ma anche che questi premi possano favorire un maggior dialogo e progetti condivisi. These positive things, we know that Europe is within us, within our regions, and therefore we try to strengthen also our efforts in the next near future. The importance of the relationship between Veneto and Friuli Venezia Giulia is very significant for us. We can say that the sustainability, the promotion of identity, the promotion of culture, of local culture, is one of the most important projects that we have for the collaboration between Veneto, Friuli Venezia Giulia and the other regions.